Buongiorno, venerdì 9 giugno, rassegna stampa di TG Plus. Partiamo dalla nuova di Venezia Mestre per quanto riguarda la provincia di Venezia e Jesolo. La spiaggia è green e chioschi chiusi la sera. Acqua alla spina, no ai contenitori di plastica. Il sindaco stop ai mozziconi di sigaretta contro la movida violenta. Ecco l'autoregolamentazione con il limite delle 22. Insomma, ce ne saranno delle belle da vedere. Come dicevo anche in altre edizioni, la fotonotizia riguarda i fatti di Verona. Un po' tutti i giornali del gruppo portano questi poliziotti violenti a Verona, le foto della vergogna. Altre notizie: multe alle biciclette. Brugnaro pensi a chi corre sui marciapiedi. C'è ancora questa polemica di Brugnaro che ce l'ha con le biciclette, che va avanti. Poi dalle sfide agli spacciatori fino al sindaco Netturbino, lo sceriffo, insomma. C'era lo sceriffo a Treviso, adesso c'è lo sceriffo anche a Venezia. Traghetti da parada, ecco come i turisti sfrattano i residenti. Sarà anche questa una notizia da prendere in considerazione per i nostri approfondimenti. Ne potremo parlare. Poi c'è Marcato che ce l'ha con la Lega, ma questo lo vedremo anche in altri giornali. Per esempio su Gazzettino lo vedete di spalla: Lega Marcato, il congresso, uno scontro tra bande. Mentre i migranti, il nuovo piano dell'Unione Europea, tutti i paesi responsabili di chi è soccorso. Il sì dell'Italia ha accolte le nostre richieste. Meloni invece riceve Scholz, intesa sul patto di stabilità, non si torna all'austerità. Condannato per stupro, ma va in carcere, ma viene respinto perché è presto, dice. Padova deve scontare 6 anni, il suo legale serve qualche giorno per l'ordine d'arresto. E poi l'omicidio Tulissi, la nuova pista, indagato il lupo solitario, si cerca l'arma nel fiume. È una notizia che va avanti da molto tempo, anche questa di questo omicidio. Corriere del Veneto invece, andiamo a vedere l'inchiesta bis, calci e pugni, gli agenti negano, il sindacato dice non tutte le denunce sono vere. E ancora quella notizia che abbiamo visto anche ieri: chi mi ama mi vendichi, bufera sul Pierre condannato, la vittima lo quereleremo. Andremo a vedere anche poi come sarà il proseguo di questa faccenda. 4.000 docenti tutor contro la dispersione scolastica in campo per il prossimo anno, ma ci sono proteste. E poi la bella fotonotizia che c'è proprio in pagina, al centro pagina del Corriere del Veneto: Mattarella, le frecce e la Ida per i 100 anni dell'Arena. Targhe e assicurazione, il mondo delle biciclette boccia la famosa idea di Salvini. I pinguini aprono il maxi svincolo, lavori per rafforzare gli altri cavalcavia. Insomma, le notizie sui giornali sono queste. Andiamo a vedere anche quelle. C'è ancora viabilità, per esempio vedete sulla pagina di Venezia del nostro TG Plus: monopattini elettrici e cicli selvaggi. Interviene Adico, andremo a vedere come. Andate a leggervi la notizia. Il Ponte delle Trezze, al via i lavori per il rinforzo strutturale, tutto anche dalla pagina veneziana.